Siamo a Venezia, al campus economico di Ca' Foscari a San Giobbe, al secondo giorno della prima edizione degli Stati Generali del Cinema Veneto, come vi abbiamo anticipato ieri sui nostri canali. Con me Cristian Cinetto di AGC Triveneto. Cristian, spiega ai nostri lettori l'obiettivo di questo importante evento. L'obiettivo è quello di riuscire in Veneto a creare, un settore che produca cinema, quindi non solo per noi che facciamo cinema, ma anche per chi poi lo andrà a vedere, di qualità, senza dover per forza far sì che le maestranze, tutti quelli che lavorano in questo settore debbano andare o a Roma o a Milano o all'estero. Cioè il nostro obiettivo qui è far vedere che c'è già chi lavora, si è formato da altre parti, è ritornato, ha voluto fortemente ritornare qui e che è il momento giusto perché sta nascendo una Veneto Film Commission per stare qui, piantare qui delle imprese cinematografiche che poi si occuperanno non solo di cinema ma anche di audiovisivo professionale, quindi daranno dei servizi alle imprese e faranno spot e ci auguriamo anche serie TV, visto che ultimamente le serie TV vanno per la maggiore. Quindi creare e armonizzare un reparto, un settore più che un reparto che in questo momento esiste ma è molto frastagliato. Certo. Quindi con gli Stati Generali volevamo invitare tutti qui a parlare, conoscersi, dialogare e prendere ispirazione da moderatori e panelist che abbiamo avuto, che sono di livello assolutamente nazionale e internazionale. Certo, perché ricordiamo tra l'altro che a questo evento hanno partecipato istituzioni, il mondo dell'imprenditoria, i diversi attori del settore cinematografico, quindi produttori, tecnici, quindi un evento sicuramente trasversale che ha coinvolto più punti di vista. Chiudiamo con quale consiglio ti sentiresti di dare ai giovani del nostro territorio, magari che vogliono avvicinarsi al mondo del comparto cine-audiovisivo? Allora, il discorso lo dividerei in due. Allora, c'è una strada molto delineata per le maestranze tecniche, cioè per ciascun settore molto tecnico, chi vuole fare il fonico di presa diretta, il macchinista, l'elettricista, ci sono possibilità di formazione e quindi poi di lavoro in Veneto già da adesso. Un discorso a parte va fatto per la parte più artistica, quindi chi vuole fare il regista, il direttore della fotografia e il montatore, benché gli ultimi due siano leggermente più tecnici del primo. Lì il percorso è molto più complicato, che è difficile consigliare in poche parole. Sicuramente mi viene da dire dovete restare curiosi e dovete continuare a guardare tutte le possibilità che ci sono in giro per formarvi e per partecipare, per andare sul set, perché poi alla fine il cinema, per quanto sia stato teorizzato negli ultimi 50 anni, è nato, si è sviluppato e ha raggiunto i suoi picchi sempre dal set. Quindi chiunque vuole lavorare in questo mondo deve cercare il più possibile di andare sui set, di crearsi il suo set, visto che oggi la tecnologia è a basso costo, ce lo permette, e quindi per voler fare il cinema bisogna fare il cinema. Certo. E allora non ci resta che seguire il consiglio di Cristian Cinetto e seguire anche l'attività di AGC Veneto, ne ha costituito l'attività di AGC Triveneto. A presto sui canali di Skyline Magazine.